Siamo in una versione più intima e privata perché Sì, se non ho sì. capito male voi ci avete un batterista che diciamo del centro Italia, ecco mettiamola così. No, no, è No, partito, è partito proprio, sì, è è partito un partito. attimo per lavoro Vabbè, come si dice, quando certo, chiamano bisogna fare. Va bene, certo, quindi certo. abbiamo l'occasione per sentirvi diciamo in maniera un po' Sì, più una da versione salotto più proprio. easy, da salotto. Da salotto, esattamente. Allora con che cosa cominciamo? Con la luna si è persa. La luna si è persa forse anche stasera, signori e signore, i Dogma. La luna si è persa sopra il letto del fiume, argini segnati dalle piene, per te che sei, per te che vuoi, per te che hai voglia di me, voglia di te, voglia di quel rumore che il fiume lascia alla sua luna persa. La luna si è persa dentro ogni singola goccia, nuvole che limitano il cielo, per te che sei, per te che vuoi, per te che hai voglia di me, voglia di te, voglia di quel rumore che il fiume lascia alla sua luna persa. Ad ogni modo sai che non c'è luna senza te, non c'è pressione nelle vene, voglia di te, voglia di te, voglia di quel rumore che il fiume lascia alla sua luna persa. Eccoci qua. Grazie. Dogma, 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 e questo è il primo brano che ci ha permesso così di entrare un po' appunto nel vostro salotto. Adesso non so se avete Certo. proprio una sala prove o se invece a volte a casa di qualcuno diventa un po' una No, sala no, prove no, per i Dogma. abbiamo una sala prove, abbiamo una sala prove Immaginavo, dove, immaginavo. dove Una si sala prove lavora. che negli anni, come dire, l'avete Abbiamo migliorata migliorato, certo. e che magari spesso uno deve condividere anche volentieri magari con altre band. Adesso non so come. Sì, Lo ogni so. tanto accade, Ogni tanto, certo. se qualcuno ha qualche amplificatore che ne vale la pena, allora diciamo lo fate entrare Ok, nel sì, club. certo. Allora senti, la prossima canzone come si intitola e dove possiamo trovarla, in che Allora, vesti? stiamo presentando sia La Luna si è persa che quest'ultimo brano, Strade su strade, fanno parte del nostro primo album Sospesi, che trovate comunque in tutti i digital store perché è il primo lavoro uscito nel 2015, dove diciamo ci ha aperto la porta di questo meraviglioso mondo, e quindi potete trovarci su YouTube, su tutti i digital store e quant'altro.
su Instagram. Su Instagram, ormai quelli sono i Sì, social. sì, questi sono i social. Però ecco. forse in questa versione non l'avete mai sentita, Sì. la prossima canzone. Ok, questo è tutto live, tutto in acustico, quindi roba nuova. Roba nuova qui al salotto. Passo dopo passo, 5 avanti, 500 indietro, penso, poi ci ripenso e chiudo il mondo dentro una campana. Questo è il rumore nella mia testa, come un'ossessione. Questo è il rumore di un tuo bacio che non trovo più. Strade su strade percorse per arrivare a te, se la distanza più lunga e più vicina a sé. Passo dopo passo, adesso vinco, invece sto perdendo, mento, poi me ne pento e non mi accorgo di cosa sto perdendo. Tu sei sempre qua ad aspettare un mio cambiamento, tu sei sempre qua, in fondo tu, sempre ad aspettare tu. Strade su strade percorse per arrivare a te, se la distanza più lunga e più vicina a sé. Ti dico di me, ogni volta si finisce sempre con il sé. Si deve rischiare per capire cosa vale la storia di un amore che non sa trovare strade. La vita ci riserva quasi sempre cose strane, ma con il buon senso sapremo cosa fare. Ho trovato questo testo, non è scritto da Mogol, esprimo solo amore, questo è rap and roll. Strade su strade percorse per arrivare a te, se la distanza più lunga e più vicina a sé. Ci credi e ci credo anche io a tutto quello che mi dai. Grazie. Questa sera le strade ci hanno portato qua da Mao in Piazza Stasera Vittorio. le strade hanno portato in piazza Vittorio, qua è andata bene, diciamo, è andata bene, anche se siamo arrivati che c'era un super temporale che sembrava di stare un po', come dire, ai tropici, ma questa è una primavera un po' pazzerella, bisogna abituarsi a questo tipo di Sì. situazione. Anche d'estate suonare a volte diventa difficile perché con sto tempo che va e che viene. Adesso non so voi quest'estate se avete in mente di fare qualche diciamo concerto, qualche roba. Impermeabili, voglio dire, ormai siete abituati anche alla pioggia, non c'è problema, non c'è problema. Un po' d'acqua fa anche bene. Chiaramente per rimanere diciamo come dire, collegati con quelle che saranno la vostra attività bisogna andare su Facebook, su Instagram e scrivere Facebook, Dogma. Instagram, tutti i digital store. Adesso vi presenteremo un brano che si intitola L'altra parte di me, che è un singolo uscito dopo il primo disco Sospesi. Sì. E anche questo abbiamo avuto la fortuna di avere un buon riscontro, e quindi radio, interviste e quant'altro. Siamo contenti di quello che sta portando, ecco. Bene, allora lo sentiamo anche questo nella versione diciamo un po' più intima.
questa sera per noi È al tutto salotto. intimo questa sera. Very intimate qui al salotto i Dogma. Ok. Adesso che è così, guardo sempre più lontano, come se non fossi qui. La realtà è che tu sei l'altra parte di me. In fondo tu sei sempre stata una parte di me che esplode quando il sole non c'è, quando il silenzio è troppo in te. Basterebbe poco, lo so, ma tu sei l'altra parte di me e non serve più pensare a cose giusto fare. E se vuoi dare senso al giorno, forse dovresti dare ascolto a una parte di te. Lasciati andare e troverai l'altra parte di me che esplode quando il sole non c'è, quando il silenzio è troppo in te. Basterebbe poco, lo so, ma tu sei l'altra parte di me. Giochi con te stesso, ma se perdi fa male. Impara ad ascoltare l'altra parte di te. Esplode quando il sole non c'è, quando il silenzio è troppo in te. Basterebbe poco, lo so, ma tu sei l'altra parte di me. Grazie.
L'altra parte di me, Dogma, questa era un singolo che appunto abbiamo detto si può trovare in tutti i digital store. Per seguirvi abbiamo ripetuto e ribadiamo il nome che bisogna poi digitare sui vari... Su Instagram è dogma_rock. Ah, vedi che è importante, vedi che è importante. Se mettiamo i puntini su lei, o meglio gli underscore dove bisogna metterli. Allora stiamo arrivando alla fine di questo salotto. Con quale brano possiamo diciamo chiudere la nostra session e anche salutare la piazza e darci l'appuntamento? Voi fate proprio la sigla questa sera. Ok, darci certo. l'appuntamento Allora, la prossima settimana. Noi vi lasciamo con Non fermarti adesso, che è l'ultimo singolo uscito ad ottobre. Ringraziamo le radio che lo stanno trasmettendo, che lo hanno trasmesso. In più ne approfittiamo per dirvi che venerdì 24 uscirà il nostro nuovo singolo, Lasciami un segno. Ragazzi, lasciate voi il vostro segno, seguiteci e ringraziamo voi e ringraziamo tutti quanti che ci sosterranno. Sicuramente quindi il 24, tra qualche giorno, imminente. Venerdì esce questo singolo qui. Poi permettimi di presentare la band. Anzi, sono stato io che non te lo... Ok, alla chitarra abbiamo Armando Calabritto. Facciamo un applauso al buon Armando. Al basso Tony Scalise. E poi il tirapacchi, il nostro Andrea alla batteria. Vabbè, si scherza, però si ci scherza. sei anche tu, però. Vabbè, io sono Beniamino Cristiano. Grazie a Mao per averci ospitato, certo, grazie a voi, è un piacere. È un piacere e a questo punto anche qui diciamo l'esortazione è quella giusta, non fermarti adesso, signori e signori, i Dogma. Abbassi gli occhi ma sai che tanto c'è qualcosa che non se ne andrà e costruiamo barriere intorno a noi comunque fragili. Non sempre fai quello che vuoi, non sempre fai quello che devi, al punto di impazzire. Non fermarti adesso e dimmi se anche tu senti quel calore sulle labbra di noi due. Non fermarti adesso e spiegami perché non c'è tregua, difesa né resa, però tu non fermarti amore. E non abbiamo certezze, non abbiamo il coraggio di vivere distinto e far brillare gli umori regalandoci un corpo in più che ci dia respiro e anima, ci spinga su quando ci va, quando la voglia esplode tu. Non fermarti adesso e dimmi se anche tu senti quel calore sulle labbra di noi due. Non fermarti adesso e spiegami perché non c'è tregua, difesa né resa, però tu non fermarti amore. Proprio adesso vedi il sole che avanza, non sperare di trovare il cielo dentro una stanza. C'è chi soffre, c'è chi piange, chi se la vede dura, chi coi denti scapa per uscire da quelle mura. Come l'acqua spegne il fuoco che roventa pian piano. C'è qualcuno che ti tende la mano, ferma il tempo quando credi che qualcosa stia cambiando. Osserva il mondo coi tuoi occhi, osserva. E dimmi se anche tu senti quel calore sulle labbra di noi due.
Grazie. Grazie mille ai Dogma. Noi vi aspettiamo allora venerdì 24 con l'uscita del nostro nuovo Certo. singolo. Nuovo singolo per il Dogma il 24. Noi invitiamo a rivederci dopo l'estate, così come dire, ci raccontate quello che è successo e insomma tutto quello che Ok. verrà fuori. Grazie chiaramente Grazie ancora a ai voi, Dogma. grazie a tutti e ciao, alla prossima. Alla prochaine. Ringraziamo anche tantissimo le altre band che sono intervenuti, gli Etimo, I'm Bob, poi alla parte tecnica abbiamo Sergio Olivato e Danilo Samada a Bruxelles. Ringraziamo il Lab e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Io adesso dovrei riuscire a mettere la sigla, ci proviamo, ma arriverà anche la nostra sigla e chiaramente grazie tantissimo al Lab. Alla prossima, bye bye.